Eccoci in studio, seconda parte del Sindaco Risponde. Ci ha ospite nei nostri studi il vice sindaco della città Andrea Michalizzi. Vice sindaco, torniamo a parlare ovviamente, insomma, come l'abbiamo fatto del resto anche prima di interromperci per la pubblicità, di questioni importanti, calde, d'attualità legate alla città di Padova. Una ovviamente è quella riguardo l'ampliamento del polo logistico di Ali, che sta facendo in città molto discutere. Ecco, su questo le chiedo, ci sono aggiornamenti? Allora, noi abbiamo votato la delibera in Consiglio, una delibera fortemente innovativa. Non c'è un caso nazionale in cui nell'approvazione di un ampliamento di una zona industriale che era prevista poi dagli strumenti urbanistici provinciali che avvenisse in questo modo, noi abbiamo chiesto al proponente di compensare attraverso il contributo straordinario l'occupazione di suolo, e quindi noi otterremo un 1 a 1 dal punto di vista di quello che si va a occupare con l'operazione Ali, legittima nelle aspettative del proprietario visto le previsioni urbanistiche di quell'area. Siamo in piena zona industriale, e le andremo a compensare con un'eliminazione di invece pavimentazione in asfalto permeabile in altre parti della città. Uno strumento, una modalità innovativa, mai utilizzata così, in modo così forte in Italia. Per noi significa anche la possibilità di acquisire il sito dell'ex caserma Romagnoli, uno dei buchi neri storici della città, e farlo diventare un grande parco a disposizione dei cittadini. Sul tema del consumo di suolo voglio dire anche questo: noi, proprio in linea con i nostri programmi e fedeli ai nostri programmi, oltre a questo tipo di soluzione che comunque guarda anche a uno sviluppo della città e allo sviluppo della zona industriale, che è il sito che comunque per la città di Padova è fortemente strategico, abbiamo approvato un piano degli interventi che ha eliminato in città 4 milioni di metri quadri di superficie edificabile. È una risposta dal punto di vista della revisione, diciamo, dello sviluppo della città che guarda molto all'obiettivo e all'impegno programmatico del consumo di suolo zero. Assolutamente. Cambiamo invece argomento, vice sindaco. Torniamo ad occuparci di un tema che ciclicamente torna d'attualità a Padova, il tema delle mamme arcobaleno, perché da un certo punto di vista la nostra città ha fatto scuola, insomma, poi ha avuto rilevanza nazionale. Da Lucca però arriva un aggiornamento su una vicenda simile che potrebbe avere anche dei risvolti su Padova, per il caso padovano. Le mostro il servizio e poi ci facciamo un ragionamento sopra. Le mamme arcobaleno padovane sono in attesa di capire che ne sarà del loro procedimento, che ora pende in Corte d'Appello a Venezia. In ballo c'è infatti un nuovo procedimento seguito dal Tribunale di Lucca, che sta affrontando una causa simile a quella delle 33 coppie omogenitoriali e che potrebbe avere ripercussioni anche sull'iter veneto. I giudici toscani infatti hanno sollevato la questione di costituzionalità, rimandando la decisione alla Consulta, chiamata ora a esprimersi dando un'indicazione chiara ai giudici in un terreno inesplorato, in cui mancano certezze legislative. Le mamme arcobaleno venete si erano viste in primo grado accettare il riconoscimento dei figli ottenuto dal Comune di Padova e contro cui la Procura, bocciata dai giudici padovani in prima istanza, ha deciso di presentare appello. L'ordinanza del Tribunale di Lucca adesso potrebbe incidere pesantemente nel procedimento in corso a Venezia. Per i giudici toscani, infatti, l'adozione per casi particolari sarebbe un procedimento lungo, costoso e stressante che lederebbe quindi il principio dell'effettività. Un buco normativo per cui il Tribunale ha ritenuto di rinviare la questione alla Corte Costituzionale. Rimane da capire ora che cosa accadrà per le 33 famiglie arcobaleno venete coinvolte nel caso. La Corte d'Appello di Venezia ha 3 possibilità. Può andare avanti come se nulla fosse e giudicare nel merito, ma con il rischio di essere nel caso smentita dalla Consulta. Può sospendere la questione in attesa della pronuncia, oppure può anche decidere di sollevare da parte propria un'altra questione di costituzionalità, di fatto fermandone l'iter processuale. Decisione che da Venezia si attende tra poche settimane. Il Comune di Padova spera in un rinvio alla Consulta, l'Avvocatura dello Stato si sta difendendo a spada tratta nel processo veneziano e nel mezzo della disputa giuridica ballano i destini di 33 famiglie e soprattutto dei loro bambini.
Vice Sindaco, al di là del caso specifico che comunque continua a far discutere, continuerà a far discutere, noi torneremo ad occuparcene, sta di fatto che a livello nazionale c'è un buco legislativo che in qualche modo deve essere chiuso, sanato, insomma. Sì, e questo è il tema vero. Guardi, io sono orgoglioso della posizione e dell'atteggiamento che ha tenuto il Comune di Padova e il Sindaco su questa vicenda, andando a sbaragliare il campo rispetto alle posizioni spesso troppo ideologiche su questo punto, e andando a guardare sul concreto, sul futuro di questi bambini che hanno una famiglia, piaccia o no, ognuno vive secondo le proprie modalità, senza togliere diritti a nessuno, ma noi non possiamo toglierli certamente a questi bambini. E quindi la decisione dell'amministrazione comunale e del sindaco nel riconoscere i figli ha guardato proprio a questo, a dare dei genitori a riconoscere i genitori a dei bambini. E io credo che su questo ci sia un gesto, come dire, da padre, come il sindaco è, come lo sono anch'io, che guarda con concretezza e con anche affetto, con amore al futuro di questi bambini. Guardate che non sono casi astratti. Io personalmente, mia figlia ha 6 anni, in classe con lei, ha 2 bambini che sono figli proprio di una famiglia arcobaleno. Noi non vogliamo creare barriere tra anche le relazioni di questi bambini, o far percepire che ci sono bambini diversi rispetto ad altri per una condizione familiare differente. Quello che conta è che questi bambini hanno la possibilità di costruirsi un futuro, che abbiano una famiglia che li ama e che li cresca con amore e con rispetto, e in questo noi abbiamo continuato sul principio di riconoscimento. Io mi auguro che il nostro Paese colmi questo vuoto legislativo. Il Governo ha in mano questa fiscia e non se la deve giocare in modo ideologico, ma deve guardare al futuro di questi bambini che esistono. Anche perché, insomma, casi come questi, ma ne abbiamo raccontati altri, ne abbiamo visti altri in altre province, in altre zone del Paese, dimostrano come forse sul fronte dei diritti civili siamo ancora un po' indietro rispetto ad altre esperienze europee e non solo. Sì, è per questo che noi dobbiamo anche, come dire, far leva su come oggi vivono le nostre famiglie, le persone, le mamme, i papà e i bambini, e guardare con anche saggezza, dico io, a come consentire a questi cittadini di costruirsi un avvenire e un futuro. Siamo in chiusura, Vice Sindaco, di questa puntata del martedì del Sindaco Risponde. Tornerà a trovarci anche domenica? Domenica sarò qua. Non se l'aspettava, però insomma ormai l'ho ufficialmente invitata, quindi deve tornare con noi anche domenica. Grazie ovviamente per essere stato ospite nei nostri studi. Tratteremo nella puntata di domenica altre tematiche fondamentali, importanti per il futuro della città. Grazie per averci seguito anche ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. La linea adesso all'informazione di TV7 TG e insomma voi rimanete ovviamente in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti voi e una buona serata, arrivederci.